27 gennaio, giornata della memoria. Ed è proprio per commemorare le vittime di quell'assurda strage che oggi, come ogni anno, le forze armate e civili si sono unite in lutto presso il Tempio Nazionale dell'Internato Ignoto. Bandiera nazionale a mezza asta e una corona di fiori posta sulla tomba dell'Internato Ignoto. A presenziare in una delle loro ultime cerimonie pubbliche il commissario Penta e il prefetto Impresa. Tra gli altri i vertici delle forze di pubblica sicurezza e forze armate di Padova, una delegazione dei bersaglieri e i rappresentanti dei comuni della provincia e delle associazioni delle vittime. Potete trovare il video completo della manifestazione sul nostro account YouTube o sul nostro sito internet. Swishenberg Channel, Padova.